Buona domenica amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 10ª giornata del campionato di Serie C2 che vedrà affrontarsi Iato e Veco. Tanto recupera Filippo, contropiede, guarda la porta, Filippo sul sinistro, Giangrande, due tempi, Restivo, Ricotta, sbaglia il tocco con Ganci, poi Ruleta molto elegante, Ricotta da tutti, Ricotta, secondo palo per Prestigiacomo, viene fermato benissimo la difesa, poi Pisani, gioco di suola, molto bene qui Pisani, contro un ottimo comunque Pioppo. Ricotta, cerca il pallone a rimorchio, Restivo, Prestigiacomo buca l'intervento, poi cintura, Prestigiacomo, deviazione doppia! E la palla entra comunque in rete! Ed è 1-0 per lo Iato, gol di Mimmo Prestigiacomo, che dopo 7 minuti decide di sbloccare la gara, facendo 1-0. Pensa veramente tanti compagni, questa è la maturità chiaramente del classe 2004. Intanto Restivo, intercetta la palla, può ripartire il break del numero 8, Restivo per Ricotta, secondo palo, ancora una volta tanto altruismo, però questa volta era corretto da parte di Ricotta, poi cerca di saltarlo, poi sbaglia tutto, cintura, recupera, cintura, allarga, Filippo, le finte, suola, Filippo! E non sbaglia, fa 1-1 sulla leggerezza difensiva di Cottone, non sbaglia la Veco che quindi pareggia i conti con un super passaggio delle Prestigiacomo con la suola, salta cintura, può calciare, Prestigiacomo e poi Maggio, Billitteri. Cottone, palla di ritorno, Billitteri, ancora Billitteri! E si presenta benissimo con la nuova maglia, fa 2-1, ma che palla geniale di Cottone, ma non è chiaramente una novità ormai per questa stagione. Cottone, Billitteri, guarda la porta, ci prova, poi ci ripensa, Restivo! Con la punta, perfetto! E poi esultanza verso la telecamera. Ed è 3-1 il risultato, segna anche il vicecapitano, l'allenatore di questa squadra, con un tiro precisissimo, con la punta, sul palo lontano, 3-1 il risultato. Cintura, Pisani con l'esterno, Di Girolamo. Poi Filippo velocizza, la palla passa con Pisani che non la tocca, frega anche Giangrande, poi Di Girolamo difende la palla quasi va giù, ma comunque risultato di 3-2, qui tanta intelligenza per Filippo. Cottone, magia adesso, superiorità numerica, Ricotta, guarda la porta, Ricotta, palla per Cottone! Sempre molto altruista, Giuseppe Ricotta, e Cottone non può mai sbagliare, fa il poker, 4-2, risultato adesso in discesa per lo Iato. Cottone, puntualissimo, sta salendo in cattedra del numero 5, che guarda i compagni, Cottone apparecchia per Restivo! Sotto l'incrocio! E fa 5-2, esultanza contenuta per il vicecapitano, che però può festeggiare questa doppietta personale, adesso blackout per la Veco. Cottone, palla su Ricotta, Filippo nega l'avanzata, Cottone, ancora Ricotta, le finte, sterzata, Cottone, Prestigiacomo! Troppo facile per lui fare un gol così, fa 6-2. Adesso parte benissimo anche nel secondo tempo, poi Maggio allontana la sfera, prende chiaramente in maniera fortuita in due da Alessandro e poi la parata di Giangrande, posizione quella di centrale, però serve veramente tanto per lui, 18 gol in stagione. Ricotta, palla per Prestigiacomo che va sbagliato in precedenza a porta vuota, questa volta forse era anche un po' più complicata, questa non può mai sbagliare e quindi fa 7-2. Adesso il Restivo salta tutti, Restivo e poi Maggio due volte e sempre la respinta da parte del portiere sul primo palo, poi Cottone, Prestigiacomo, Maggio si inserisce, Cottone a porta vuota, Cottone per Restivo che poi a porta vuota non sbaglia, era rimasta praticamente ferma la difesa ed è 8-2 con Maggio che infatti si infuria con i suoi compagni dicendo gara sei un po' addormentata, ma suola, sinistro, Caradonna, sbaglia tutto, Ricotta, fa tutto solo, Ricotta, mette sul secondo palo e Billitteri trova ancora gol, doppietta personale, magia assoluta però di Giuseppe Ricotta. Questo risultato è sempre più largo per lo Iato che non sbaglia tutto, Caradonna con il fisico, va bene, Caradonna con la punta, fa tutto benissimo e trova il gol del 9-3 con tanta cattiveria l'ex calciatore del Palermo Futsal Club. Poi si scontra con Ferrara,
Billitteri con il tacco, poi Restivo, tocco morbidissimo del vice capitano e allenatore di questa squadra, che fa dunque la rete del 10-3, minuto 46 di gioco, magia assoluta dell'8. Classica ormai di questa partita. Poi col tacco, palla rimane lì, sbaglia tutto. Ganci per Caradonna, non sbaglia ancora una volta, glaciale sotto porta, fa doppietta personale, 10-4 risultato, però errore di Cottone. Arrivato da Di Paola, Suola se la porta avanti, Ganci vuole rientrare, casca giù, tutto regolare, Billitteri, Di Paola, contropiede, c'è largo Cottone, la carezza, Cottone con la punta, non sbaglia e fa 11-4. Palla perfetta di Paola in questo contropiede, poi buca Di Paola. E poi con questa azione termina la partita, la magia anche di Prestigiacomo che si può vedere come si alza la sfera, poi direttamente la fascia da capitano con Gian Grande che la indica verso la telecamera.